il campionato, abbiamo perso delle occasioni importanti, poteva andare meglio, però ci siamo svegliati troppo tardi e il comportamento e la tecnica dei calciatori. Io penso che abbiamo iniziato un campionato difficile, che però poi nel giro di ritorno siamo riusciti anche più a svoltare, insomma abbiamo giocato meglio, abbiamo cambiato il comportamento e anche la voglia anche di giocare, di allenarci, abbiamo fatto belli allenamenti, siamo migliorati dal punto di vista anche tecnico e anche di squadra, per cui siamo proprio migliorati, abbiamo vinto partite che certe volte pensavo anche impossibili e siamo stati bravi, abbiamo continuato, peccato per i giorni di andata perché potevamo fare meglio, però insomma sono contento perché confermo quello che hanno detto i miei due compagni, fare 16 punti quest'anno è stata diciamo un'impresa, perché per come era iniziato il campionato era un po' difficile pensato, perché nel giro di andata abbiamo fatto soltanto 2 punti e invece ci siamo trovati a fare 14 nelle regioni di ritorno. Come squadra siamo cresciuti veramente tanto e anche a livello tecnico, come ha detto Sebastian, e sono contento di come siamo andati. San Luigi. Secondo me il Pro Gorizia, per come ha giocato all'andata, sembrava che dovessero vincere il campionato, secondo me, e anche per i giocatori che avevano nella squadra, come giocavano, invece poi hanno mollato dei colpi, forse contro di noi anche, ma anche contro altre squadre in cui potevano fare meglio, hanno mollato forse un po' il colpo. Poi però contro quelle forti si sono date da fare e hanno anche vinto. Triestino e Sontino, perché contro di noi nel loro campo hanno giocato veramente bene e nel nostro campo hanno provato veramente prove di forza, veramente hanno giocato a calcio. Migliorare abbastanza, cioè tutto, però secondo me più in tecnica sono migliorato. Secondo me sono migliorato nel come vedo gli spazi nel gioco, come mi posiziono, forse anche nelle ultime partite mi sono concentrato sulla posizione nei calci fermi, nelle punizioni, nei calci d'angolo, infatti sono riuscito anche a segnare. E quindi l'unica cosa che migliorerei forse, e che sto cercando anche di migliorare, è gli anticipi e di non perdere il pallone stupidamente dietro, però comunque del resto penso sia andata bene, penso di essere migliorato anche tecnicamente. Sono migliorato molto nel saltare l'uomo e devo migliorare tanto nello stop, però penso che si possa sempre imparare da altri e si può sempre migliorare in tutto quanto.